ragazzi, a tutti del Comendore Veneziano, siamo andati su Pro Cycle Manager, siamo alla stagione 4, 22 anni, siamo con la Saxo Tinkoff Bank e qua abbiamo la grande possibilità di fare bene. Allora, Fioi, questi sono i risultati che ho fatto per allenarmi per arrivare al Tirreno Adriatico, perché cominciamo dalla Tirreno Adriatico, la prima vera competizione, e l'obiettivo però sono i 3 tour, quindi Giro, Tour e Vuelta. Beh, trofeo Leguglia, 28esimi, poi questo qua l'Omlot Hettinus in 149esimo, Vuelta Ciclistica di Mallorca ottavi nella generale, top 10 nella tappa 3, e il Tour de Hout Var Matin, 11esimi generali, quindi sono risultati un po' del cazzo, ma va bene. E niente ragazzi, ricordiamo che nella passata stagione ha fatto cose incredibili, veramente, perché siamo arrivati quinti nel Giro d'Italia, abbiamo vinto la classifica migliori giovani, abbiamo vinto la tappa 7 e 9, podio nella 12 e 90esima e top 10, vabbè. E anche nella Vuelta quinti generale, classifica dei migliori giovani, quindi ho vinto i migliori giovani sia nel Giro d'Italia che nella Vuelta, però non ho vinto tappe purtroppo, podio nella 7 e nelle 9, tantissime top 10, poi noni nel campionato del mondo, abbiamo vinto il Lombardia, un monumento, siamo stati mostruosi, Tirreno Adriatico dell'anno scorso 13esimi, classifica generale migliori giovani, però abbiamo vinto. Vuelta ciclistica Catalogna quinti, poi via via bei risultati, Giro del Trentino, vabbè insomma. Adesso ragazzi voglio fare cose incredibili. Qua chiaramente vediamo ancora Tinkoff Saxo perché probabilmente, non lo so onestamente perché, ci sono purtroppo dei bug con le patch, avevo fatto 2015, 2016, 2017, 2018, questo qua non c'è, vabbè raga. Mi dà sempre uguale all'altro praticamente. Non capisco il perché, vabbè insomma sono i piccoli vaneggi. Mi dà uguale a questo qua. Vabbè ragazzi, niente, piccoli vaneggi comendiani. Vabbè, più andiamo, Tirreno Adriatico, prima vera corsa di questo anno con la Saxo Tinkoff. Ragazzi, parte il comendone, lo sapete, nel cronometro va lascio andare di default, vediamo se ho allenato bene il mio Cumendino. Vai Cume. È un cronometro abbastanza veloce, non so quanto riuscirò a fare, vediamo, speriamo bene. Il Cume chiude il 62esimo a 26 secondi. Eccoci qua ragazzi, siamo alla tappa numero 4, la foto delle altre due erano tappe in linea, quindi non, insomma, non sono neanche registrate perché ha poco senso. Adesso inizia il bello, siamo abbastanza in forma, sono soddisfatto, ci siamo andati bene, adesso vediamo, dobbiamo mettere però carburante per i grandi giri, quindi l'obiettivo è vincere la Tirreno Adriatico, la vedo dura. Proviamoci, insomma, abbiamo come me 76, 77 in montagna, 72 in collina, non è impossibile, però è chiaro che insomma non siamo i favoriti. Ecco, per il giro spero ragazzi, 13 km siamo in condizioni non proprio stellari, però vediamo cosa riusciamo a combinare. Vediamo il Cume che fa. Ultima discesa e poi ultima salitina, che insomma proprio salitina in realtà non è di questo percorso, però vediamo cosa riusciamo a fare, ecco. Vediamo il Cume se ci prova, se non ci prova. Questo è tutto carburante per il Giro d'Italia che voglio fare un giro stellare. Voglio fare un super giro. Siamo riusciti a tenere il passo del tedescone che ha la maglia blu della corsa dei due mari. E adesso vediamo. E mo ci giochiamo tutto. Stiamo calmi. Pendenze del 7% ragazzi, 8%, 8,3%. Vediamo il Cume che ci combina. Se riesce a scalare. La vediamo al quanto dura, lo vediamo affaticato veneziano. Dura adesso, infatti sono già stanchissimo. Ah no, il Cume sulle gambe proprio, il Cume sulle gambe purtroppo. Non ce la fa. Devo scattare adesso perché se no perdo troppo, però non ci siamo. Non ci siamo raga, non ci siamo. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Devo tirare proprio a cannone, fioi. Niente. Mi sono preso più di un minuto, niente, siamo veramente fuori forma. Pensavo meglio, si chiude qua la Tirreno Adriatico. Ultima tappa, simuliamola. E vabbè, tanto insomma è andata così, è andata. Ok, confiniamo
undicesimi nella generale, insomma per carità alla fine vicino alla top 10. Il problema è che sì, ho fatto delle tappe, insomma, non esaltanti, ecco. Adesso chiaramente c'è la Parigi-Roubaix, la Milano-Sanremo e poi comunque di brutto sul Giro d'Italia. Questo era un primo video per ricollegarci, insomma, con la stagione scorsa, per ricominciare un po' sta serie, perché almeno mi piacerebbe portare a casa almeno un bel trofeo, insomma, un grande giro con voi. Il Giro d'Italia chiaramente è l'obiettivo principale, fa un culo anche il Tour de France, sinceramente. Ma buon raga, ho saluto il commento veneziano, il come è tornato anche su Pro Cycling. Non benissimo, però dai, dobbiamo anche noi riprendere un attimo la mano. Ciao!